Serie B-Win. Appassionati. Buon pomeriggio da Matteo Ronchetti, bentrovati per la penultima giornata di Serie B-Win. Albiondi tutto esaurito da giovedì per Virtus Lanciano Sassuolo, una sfida all'ultimo sangue per cuori forti, una sfida che può essere decisiva in un senso o nell'altro. Ieri vincendo il Livorno non ha dato una mano al Sassuolo. Comincia in questo momento la partita, Sassuolo che attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Clima anche infuocato. Mammarella va allo scambio in mezzo, le finte e il tiro sull'esterno della rete di Turchi. Alla tenuta in campo dal numero 3 rossonero, il controtraversone, la palla in mezzo e il gol! Sblocca il risultato il Lanciano, quarto minuto di gioco, incredibile, Vastola porta in vantaggio i rossoneri con il quinto gol stagionale, il terzo nel 2013. I fischi di paura del Biondi. Berardi e il gol di Domenico Berardi, il pareggio del Sassuolo, 18° minuto, risponde presente il Sassuolo. Magnanelli, basso, palla che filtra per Pavoletti e poi Cipsa, il gol del 2-1 del Sassuolo che ribalta la situazione con il gol del ghanese. 27° minuto. Avanza palla al piede. Piccolo, vuole liberare il mancino, Piccolo! Due pari! La magia di Piccolo, settimo centro stagionale. Fischio che arriva in questo momento, non se ne erano accorti Volpe e Vastola. Lanciano che attacca da sinistra a destra nei vostri teleschermi. Occhio subito alla prima conclusione di Vastola che sfiora il 3-2, la doppietta personale. Turchi che potrebbe appoggiare indietro, lo fa, Falcinelli. La battuta in mezzo, il colpo di testa e palla che sfila sul fondo. Posizione adesso un pochino più centrale, l'appoggio per Boaci, occhio al sinistro di Boaci che sfiora il palo, occasionissima per il Sassuolo. Boaci, la profondità, occhio Boaci e poi l'uscita bene di Leali che blocca sulla conclusione, il secondo va giusto, Vastola, palla dentro, Falcinelli prova il tiro a giro, per poco non sorprende Pomini, larga per Berardi, occhio al sinistro di Berardi che buca i cantoni di Leali, si salva il portiere del Lanciano. Di Cipsa, quindi dal limite dell'area, il tentativo controllato comunque con lo sguardo da parte di Leali. Laribi, palla in profondità per Catellani, poi lì in agguato, occhio alla palla quasi regalata al Lanciano e per poco non c'è stata, finisce 2-2, arriva al triplice fischio finale. 2-2, qualche scintilla anche in campo.